Premesso che evidentemente il vaccino sia da consigliare, da suggerire, da raccomandare a ciascuno, perché evidentemente è utile a contenere il contagio da coronavirus, quello a cui stiamo assistendo ha del paradossale, perché non c'è una norma di legge che oggi obblighi il Green Pass nelle mense aziendali, ma bensì una FAQ dello stesso Ministero presente nel sito. Secondo la CGIL c'è ancora troppa poca chiarezza sull'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali. Il governo deve decidere come gestire la situazione. Non penso che sia utile per uno Stato raffigurare questo come una fonte di diritto. È evidente che questo vulnus è necessario e urgente recuperarlo attraverso una norma che o estenda l'obbligo del vaccino a tutti o che chiarisca che le mense aziendali, essendo un luogo, parte del luogo di lavoro, non abbiano questo tipo di obbligo. Si deve escludere ad ogni modo il rischio di discriminazione tra i lavoratori nel rispetto della privacy e soprattutto della loro salute. Il governo ha il compito delle leggi e delle norme, i cittadini di rispettarle, le imprese di contribuire allo sviluppo e al progresso del Paese, non al proprio profitto. Questi sono gli ambiti in cui dobbiamo orientare. Per cui utilizzare il sistema delle mense per invogliare le persone a vaccinarsi ci sembra dare la sculacciata a chi si comporta male. No, questo non lo accettiamo. I lavoratori hanno tutti la stessa dignità